Salve a tutti, vediamo ora in un esempio come calcolare la radice ennesima dell'unità usando la forma trigonometrica dei numeri complessi. Allora, abbiamo un numero complesso z che è ρ coseno φ più i seno φ. Secondo la formula di De Moivre, z alla n è ρ alla n per coseno nφ più i seno nφ. E utilizzeremo questa per risolvere l'equazione z alla sesta è uguale a 1. Questo è un polinomio di sesto grado e tra i numeri complessi ha 6 soluzioni contate con molteplicità. Comunque qui non ci sarà molteplicità, avremo proprio 6 soluzioni. E allora, quindi z alla sesta c'è questa espressione qui per z alla n, lo usiamo per z alla sesta e quindi mettiamo ρ alla sesta coseno 6φ più i seno 6φ e questo sarà uguale a 1. 1 lo scriviamo come numero complesso in forma trigonometrica. Allora il modulo, valore assoluto di 1 è 1 che moltiplica coseno 0 più i seno 0. Perché 0? Qua 0 radianti o 0 gradi. Basta pensiamo qua nel piano complesso il numero 1 dove è messo, qui abbiamo 0 gradi, comunque se non siamo convinti pensiamo coseno di 0 è 1, seno di 0 è 0, allora abbiamo 1 più 0i, insomma abbiamo 1 che è moltiplicato ancora con 1 che è il modulo, quindi tutto questo vale 1. Va bene, allora questa espressione deve essere uguale a questa espressione, quindi ρ alla sesta deve essere uguale a 1 e quindi ρ è uguale a 1 il valore assoluto del numero della soluzione della nostra equazione. Ok, e poi abbiamo, come vedete qua abbiamo 6φ, 6φ, 0, 0. Poi adesso io faccio usando i gradi invece dei radianti. Allora, se il coseno di 6φ è uguale al coseno di 0 oppure il seno di 6φ è uguale al seno di 0, significa che 6φ deve essere uguale a 0. Però non è l'unica possibilità. Se io qua vado ad aumentare di 360 gradi, il coseno ha lo stesso valore e quindi 6φ può anche essere 360 gradi e così anche aumentando di ulteriori 360 gradi vado a mettere i multipli 360 gradi e lo faccio per scrivere 6 equazioni per trovare 6 valori di φ per le mie 6 soluzioni. Se continuassi poi alla fine ritroverei sempre lo stesso angolo che avevo all'inizio, quindi non ha senso. Sappiamo già che avremo 6 soluzioni del teorema fondamentale dell'algebra, questa avrà 6 soluzioni. Allora, e adesso, perché qui abbiamo scritto 6φ, 6φ e così avanti, dobbiamo dividere con 6 tutte queste equazioni. Allora troviamo 6 angoli, 0 diviso 6 è 0, ma 360 diviso 6 è 60, e così troviamo tutti gli altri angoli. E da questi troviamo finalmente i nostri valori di z, da z1 fino a z6. Abbiamo ρ che vale 1 in tutti i casi, che moltiplica coseno dell'angolo più i seno dell'angolo per tutti questi 6 angoli. Quindi, almeno scritto in forma trigonometrica, queste sono le 6 soluzioni, le abbiamo trovate tutte facilmente. Poi le scrivo anche in forma algebrica. Allora, attenzione, qui in questo caso sono tutti angoli di cui possiamo calcolare esattamente i valori di seno e coseno, perché non è detto, qua ad esempio se mettete z alla settima uguale a 1, qua non troverete angoli che di cui potete calcolare esattamente coseno e seno, dovete lasciare scritto così come sarà. Quindi in questo caso però si possono calcolare tutti il seno e il coseno di questi angoli, tutti i valori esatti, e li ho calcolati, li ho inseriti dentro, vabbè poi tutto moltiplicato con 1 non cambia niente, e allora ho scritto tutti i valori. Vabbè, e poi il metodo è praticamente lo stesso per qualsiasi esponente. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.